Un normale controllo su strada da parte di una pattuglia dei carabinieri di Castelfranco. Mai si sarebbero aspettati i militari che entrambi i giovani residenti nel Padovano stessero commettendo delle violazioni. Il conducente, 33 anni, stava tranquillamente guidando l'auto senza patente che gli era stata ritirata 2 anni prima con un provvedimento prefettizio. Ai militari dell'Arma si è giustificato asserendo di essersi posto alla guida solo qualche istante prima del controllo. Non solo, il passeggero, tranquillamente seduto accanto, doveva in realtà trovarsi in quarantena nella sua abitazione di Padova. Anche in questo caso poco convincente le giustificazioni del ragazzo, che ha spiegato ai carabinieri di essere uscito per cena con l'amico, credendo di aver ormai terminato il periodo di isolamento domiciliare cui era sottoposto. Per il guidatore pizzicato senza patente scatterà ora una sanzione amministrativa di svariate migliaia di euro, mentre la condotta del passeggero sarà oggetto di segnalazione all'autorità giudiziaria. Ed intanto continuano serrati i controlli sul rispetto delle prescrizioni anti-Covid da parte dei carabinieri di Treviso. Quotidianamente sono più di 2000 le verifiche svolte nella Marca sui possessori di Green Pass, con quasi 200 attività ed esercizi pubblici controllati, in gran parte senza riscontrare gravi violazioni.